Per l'ex direttore generale di Banca Popolare di Vicenza, Samuele Sorato, secondo l'associazione Zelino Terzo da Onara, che si batte per gli interessi dei risparmiatori, è l'ennesimo caso di ingiustizia. È stata ridotta in appello da 7 anni a 3 anni e 8 mesi la condanna nei confronti di Samuele Sorato, ex direttore generale di Banca Popolare di Vicenza, l'istituto di credito fallito nel 2017. È una delusione per i risparmiatori, ma non solo per i risparmiatori, per la giustizia nei confronti dei cittadini, che ancora una volta conferma che per quanto riguarda il settore bancario assicurativo non c'è. I reati dei risparmiatori sono stati cancellati, è stato mantenuto l'ostacolo alla vigilanza, quindi attenzione che l'ostacolo di vigilanza riguarda solo Banca d'Italia. Un crack, quello di Popolare di Vicenza, che ha messo in ginocchio circa 120.000 risparmiatori. Solo 50.000 persone, tra obbligazionisti e azionisti, sono riusciti a ricevere una qualche forma di ristoro. I primi hanno ottenuto il 95% di quanto perso, i secondi però solo il 40% fino a un massimo di 100.000 euro. Pretendiamo che, siccome sono vittime e sono nella stessa misura risparmiatori, lo Stato deve aumentare almeno al 95%. E questa è la nostra battaglia. Secondo le stime, in totale i risparmiatori hanno perso più di 1 miliardo di euro costo d'acquisto, sulla base quindi di quanto avevano speso per acquistare le azioni della banca. Grazie al lavoro dell'associazione Zelino Terzo da Onara, che dal 2016 si batte per tutelare gli interessi dei clienti truffati dalle banche, i risparmiatori veneti danneggiati dal crack di Popolare di Vicenza hanno ottenuto circa 600 milioni, pescati dai cosiddetti conti dormienti. Ma il lavoro dell'associazione, che ad oggi ha circa 700 soci, non si ferma qui. Vogliamo fare battaglia per la vera tutela dei risparmiatori, che da tutto il sistema, sia bancario che assicurativo, non viene fatto, o meglio, viene fatta sempre a favore delle banche e delle assicurazioni. In attesa di sapere se Sorato ricorrerà in Cassazione, c'è attesa per l'esito dell'altro filone del processo, quello che vede imputato l'ex presidente Gianni Zonin, a sua volta arrivato in Cassazione. In appello, Zonin era stato condannato a 3 anni e 11 mesi. Dati preoccupanti.